Una sera, calato il buio, un fariseo, uno dei capi giudei di nome Nicodemo, andò a trovare Gesù e gli disse: Maestro, noi tutti sappiamo che è Dio che ti ha mandato per darci degli insegnamenti e i tuoi miracoli ne sono una prova. Gesù rispose: Voglio dirti una grande verità. Nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce di nuovo. Come può un uomo, quando è vecchio, rientrare nel grembo di sua madre e rinascere? Chiese Nicodemo. Gesù replicò: Ti assicuro questo: se una persona non nasce d'acqua e di Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che nasce dalla natura umana è umano, ma ciò che nasce dallo Spirito è spirito. Perciò non essere sorpreso quando ti dico che devi rinascere di nuovo. Si può udire il rumore del vento senza sapere dove va o da dove viene. Così accade da chi è rinato dallo Spirito. Come è possibile tutto questo? Chiese Nicodemo. Gesù rispose: Tu, che sei un maestro in Israele, non capisci queste cose?